Amici di Sportisili, buon pomeriggio e un saluto dal vostro caro Marco Genduso, qui pronto per commentarvi la 19ª giornata del campionato di eccellenza che vede scendere in campo Don Carlo Misilmeri e Marsala per il girone A. E dunque non toccherà al tandem del Marsala e inizia dunque la partita con Romano che torna subito dietro avanti per Manfred, fa scorrere Gueye, poi la velocità, non sei più veloce, Gueye salta il portiere, Gueye può calciare, Gueye e la sblocca subito dopo 2 minuti. Gueye con il secondo gol, classe 97 in avanti, può puntare alla porta, il dribbling, vuole il destro, allarga invece il gioco da Longo che accarezza e calcia, palla fuori, grande occasione ancora. Ma siamo praticamente sicuri. Nel frattempo però commentiamo ancora con la conclusione di Agolla. Palla che va fuori, un diagonale da parte di Agolli. Il tentativo, poi cross ancora dentro e non arriva a spizzare Mangiaracina veramente per una questione di centimetri, perché è stato veramente ottimo invece il cross di Mazzeo, parte di Angileri che aggancia, poi crossa dentro, Basile la tocca e Zoom va anche lui a salvare i suoi, con Basile che con questo tentativo quasi stava per eludere proprio il portierone. Viene gestito da Romano, sempre molto tecnico Romano. Che giocata, vediamo se calcia! E qui forse la tocca Furnari, non la tocca, però insomma Romano fa una giocata da categoria superiore, potremmo dire anche professionistica, perché no? Un po' anche spazientito, dire perché non vi muovete meglio, testa la spizza, poi allontanato, poi Romano al volo e ci ha preso gusto, si guadagna anche una porzione di applausi. Arriva il fischio, andrà Giardina, passi e calcia verso la porta e non sbaglia Giardina, uno specialista, ed esulta con un'esultanza, fa vedere forse il tatuaggio, no, fa vedere la fascia da capitano ed è pareggio Marsala sul calcio di punizione con Giardina che forse a sistemare il pallone ha fatto benissimo. Appoggia da Mangiaracina che vuole il mancino, apre anche lui sulla fascia sta che Cerbini, traversone che arriva adesso De Luca di testa e non impatta al meglio. Questo è un errore da parte dell'attaccante, dell'esperto centravanti del Marsala. In campo quindi De Luca, poi Erbini, la cross ancora, De Luca arriva, anzi Mangiaracina. Si sono scontrati bene due calciatori d'angolo da Pellegrino che va lungo con le mani di testa, saltano e poi Furnari blocca, va giù, chiude tutto e adesso forse anche titoli di coda, vediamo. Messa laterale e poi forse con questa azione leviamo il forse, finisce anche il match. Dunque 1-1 la sfida tra Don Carlo Misilmeri e Marsala, tra le proteste un po' del pubblico di casa che voleva probabilmente qualche altro secondo per giocare questo match.